remix sì, di una canzone. Ecco qua, invece le cheerleaders, allora mi hanno detto, Sabino, non t'offendere, che per quanto riguarda le cheerleaders abbiamo bisogno della consulenza di Auriem, quindi cedo un attimo, non so perché. La mia cuffia, cedo la mia cuffia. Non so perché, Sabino. Eccolo qua, vediamole intanto un attimo. Ecco, una cheerleader è caduta, ma ovviamente non bisogna guardare questi piccoli dettagli. Auriem, innanzitutto sei un esperto di cheerleader? Hai dei cori, hai dei nomignoli per ognuna di queste ragazze, no? Ho provato a dargliene qualcuno, ma erano troppo emozionati nel tunnel, quindi io sono soltanto riuscito a fare... quindi la notizia è che tu sei andato nel tunnel a parlare con le cheerleader. Ma proprio per dare... Con la classica scusa che è aggiornamento professionale. Allora, volevo portare anche Nela, però ero impegnato qui. Era impegnato qui perché era professionalmente impegnato a preparare la partita, vita e opere dei giocatori del Benfica. Queste cheerleaders tra l'altro hanno superato un esame dei test fondamentali, nel corso dei quali sono state scelte, ne sono arrivate circa 1 migliaio, poi eccole quelle che sono state poi alla fine scelte da una giuria che non conosciamo da chi è composta, quindi... No, non lo sappiamo, ma insomma mi sembra che lo spettacolo sia gradevole. Fra l'altro insomma la novità è assoluta per quanto riguarda il calcio italiano. De Laurentiis, tu lo conosci bene, Raffaele, è un grande spettacolarizzatore, lo possiamo dire dal punto di vista ovviamente della sua esperienza cinematografica. È un uomo che a livello ovviamente altissimo si è sempre occupato di entertainment, come dicono gli inglesi, cioè intrattenimento, e qui l'idea è sua, credo. Ma certamente, anche perché da quando ha messo piede nel calcio lui ha sempre detto: io vengo allo stadio e mi annoio, vorrei che ci fosse più spettacolo. Mi pare che ci sono tutti i presupposti affinché si vada avanti lungo questo tragitto che ho la sensazione qualcuno possa imitare tra non molto. Ognuna di queste ragazze prima di fare la cheerleader voleva fare la calciatrice. Ah sì? Sì, sì. Questo è ufficiale oppure? Ufficiale. Diciamo l'80%. L'80%, abbiamo già il 20%, ce lo siamo perso per strada, benissimo. Io sto provando a contarle senza riuscirci. Tu hai dei dati da questo punto di vista? Non sono mai stato bravo in matematica. Perfetto, adesso stiamo vedendo un altro momento, un'altra evoluzione. Lasciamo parlare le immagini per qualche istante, Auriem. Make up your mind, sweet baby. Right here, right now is all we got. A little party never kill nobody, so we gon' dance until we drop. A little party never kill nobody. Right here, right now is all we got. A little party never kill nobody, so we gon' dance until we drop. A little party never kill nobody. Right here, right a little party never kill nobody, so we gon' dance until we drop. A little party never kill nobody. Right here, right now is all we got. A little party never kill nobody, so we gon' dance until we drop. A little party never kill nobody. Right here, right now. A little party never kill nobody, so we gon' dance until we drop. A little party never kill nobody. Right here, right now. All we got, 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 all we got. C'è anche una bandiera americana con il simbolo del Napoli dentro, anche se la proprietà qui è italianissima, insomma non è una situazione ma il motivo simile. c'è per questa bandiera americana. Spieghiamolo. Sì, perché tra un po' sentiremo l'inno Deo Surdato Innamorato riadattato da un compositore
italo-americano, anzi napoletano-americano. Si chiama Francesco Sondelli, tra l'altro figlio di un noto regista televisivo napoletano. Quante ne sai, Auriemma? Quante ne sai? Ogni tanto mi informo, sai, quindi eccole qui le cheerleader. Io ho contato le ragazze, però erano 34 e facciamo ovviamente grandi complimenti, lo spettacolo è stato gradevole, insomma se questo può contribuire. Tu come sei, Raffaele? Sei un innovatore o sei un tradizionalista nel calcio? Assolutamente innovatore finché non c'è il fischio dell'arbitro, poi da quel momento in avanti c'è la liturgia e bisogna tutti quanti consacrarsi. Non faresti time out con le cheerleader? No, come nel basket, non scherziamo. Mi sa proprio di no. Non scherziamo.